Di iniziare, buongiorno a tutti, sono Nicola Freddo della direzione Agenda Digitale ICT della Regione del Veneto. Siamo qui per l'evento finale del corso MyPivot organizzato in collaborazione con la Challenge School. Vi condivido la presentazione, così illustriamo quali sono le attività che svolgeremo oggi. Sono qui con me tutti i relatori che interverranno. Maristella Bolgan, scusa Maristella, sbaglio sempre, Giulia Ortis della Challenge School, Edoardo Conti, sempre tutor della Challenge School, Loris Pilotto del Comune di Cologna Veneta, che ci illustrerà le modalità con cui Cologna gestisce MyPay, MyPivot, e poi saranno con noi anche Graziosa Berardo del Comune di Padova, assieme alla collega che ha avuto delle difficoltà di collegamento, attendiamo. Allora condivido lo schermo intero. L'incontro di oggi era l'evento conclusivo del percorso strumenti digitali della PA, cominciamento pratico all'utilizzo degli applicativi MyPay, MyPivot organizzato da Regione Veneto assieme a Challenge School. L'evento di oggi ha come titolo MyPay nel mio comune, la condivisione di buone pratiche di riconciliazione, e sarà organizzato nel seguente modo. Collaborare e condividere sarà il mio intervento che spiegherà quali sono le importanze di condividere le buone pratiche, le esperienze poi del territorio del Comune di Padova e del Comune di Cologna Veneta. MyPivot, le anomalie, le consultazioni. Scusate. Le nuove funzionalità di MyPay che verranno illustrate da Maristella Bolgan e poi gli esiti della seconda edizione in collaborazione con la Challenge School. Qui il solito questionario di cui vi abbiamo chiesto di partecipare più volte e che vi condivido nella chat. Chi non ha ancora compilato nei precedenti incontri, vi chiedo di compilarlo durante il webinar. Le informazioni che raccoglieremo servono per capire meglio qual è la capacità o comunque diciamo la situazione degli enti sui pagamenti, e ci permette di contattarvi e di fare delle analisi su quelle che sono le esperienze dei vari comuni. Dicevo, il primo intervento è un po' una panoramica di quello che è il modello di sviluppo delle competenze digitali della Regione del Veneto. Ho più volte ribadito all'interno dei precedenti incontri che il modello regionale è un modello che si basa sulla diffusione delle competenze attraverso uno scambio tra pari, valorizzando le pratiche, le migliori pratiche o le pratiche insomma, che vengono eseguite dalle varie realtà territoriali. Oggi è proprio un esempio di quello che è il modo con cui Regione Veneto intende diffondere le competenze digitali delle pubbliche amministrazioni. L'evento, assieme agli altri che abbiamo fatto finora, fanno parte di quella che è la campagna per lo sviluppo delle competenze digitali, che viene eseguita attraverso la coalizione. La coalizione è un'alleanza di pubblica amministrazione che ha come finalità lo sviluppo e il consolidamento di comunità, la progettazione di campagne annuali e la creazione di una base di conoscenza comune che poi depositiamo sulla Wikiveneto PA all'interno della MyEstanet. Sono tre i pilastri in cui si basa questo modello, che è la partecipazione, cioè la disponibilità, la condivisione delle iniziative e di ottenere degli obiettivi comuni per la trasformazione digitale con tutte le pubbliche amministrazioni, collaborare e condividere la conoscenza e le esperienze del singolo comune, perché questo moltiplica le competenze dell'intero territorio. E poi il terzo è che le competenze digitali non sono
soltanto competenze informatiche, ma un insieme di competenze tecnologiche, giuridiche e manageriali, per cui condividere le esperienze tra diversi attori è uno dei modi per aumentare le competenze di tutti. Questo lo facciamo attraverso delle reti che noi conosciamo, individuiamo come reti di conoscenza o di pratica. Le reti di conoscenza sono i gruppi di approfondimento che si riuniscono durante l'anno sui vari temi della trasformazione digitale, e i gruppi tecnici di animazione, che sono un'altra rete di tecnici informatici, diciamo i CED dei vari comuni. Le reti sono il maggior valore della coalizione, che cresce nel tempo attraverso lo sviluppo e lo scambio delle conoscenze tra tutti i partecipanti. Le amministrazioni finora hanno individuato circa 304 referenti che si incontrano periodicamente. I gruppi di approfondimento sono attualmente 19, sono questi, uno sul riuso, sull'identità digitale, sulla fatturazione elettronica, sui sistemi informativi territoriali, servizi al cittadino e molti altri. Il vostro è quello quello che può essere di vostro interesse è quello dei pagamenti elettronici. Ci sono attualmente 38 iscritti, e stiamo lavorando per far partire 4 focus group che riguardano dei temi che sono ritenuti di interesse da tutti. Ne avevo già parlato in altri passaggi. I focus group sono uno sul portale imprese in un giorno, la piattaforma Pago APA, l'integrazione con MyPay, uno sul pagamento dei POS fisici, come i comuni stanno affrontando l'utilizzo dei POS nel sistema Pago PA. MyPay, Data Retention invece sono un gruppo che si occuperà delle politiche di archiviazione delle informazioni che attualmente sono archiviate in MyPay, cercando di capire quali sono i tempi e le modalità di deposito e di archiviazione. E infine MyPay sulla Tari e sulla TEFA, un modello di revisione del processo di incasso e di riconciliazione del tributo, che sarà anche oggetto di intervento di Magistella Bolgan, che sarà fatto più tardi. Chi è interessato a partecipare ai GDA in generale, ma comunque anche al GDA pagamenti su questi temi, perché intende condividere le sue esperienze e le problematiche con cui stanno affrontando questi 4 temi di cui abbiamo parlato, ma anche i temi in generale dei pagamenti, può scrivere a Cluster Coalizione, poi vi daremo le istruzioni su come procedere all'adesione, in prima all'adesione diciamo alla coalizione, e successivamente alla partecipazione dei gruppi di approfondimento. Io per questo intervento, insomma, è un intervento più che altro per farvi capire qual è diciamo, la strategia regionale. Vedo che Graziosa Beraldo è tornata con noi. Graziosa, dimmi se avete risolto il problema, oppure procediamo con una modifica della scaletta per dare il tempo alla collega di raggiungerti a postazione. Sì, ti chiedo di modificare la scaletta Ok, cortesemente, grazie Nicola. mille, Grazie. Graziosa. Allora, come avevamo detto, ci ritroviamo qui dopo aver eseguito tutto il percorso del corso sugli strumenti di pagamento, per condividere una serie di esperienze. Facciamo partire Loris Pilotto. Loris Pilotto lavora per il comune di Colonia Veneta, ma in realtà scavalco anche su altri comuni, lo nido se non sbaglio. È un nostro collega, non è prettamente un tecnico, ma poi dirà meglio lui di cosa si occupa, una piccola presentazione, e ci condivide quella che è l'esperienza del comune di Colonia Veneta e dell'integrazione che hanno fatto con MyPay attraverso il loro gestionale per una migliore riconciliazione dei pagamenti. Loris, io direi ti passo la parola, se hai bisogno dimmi pure, intervengo,
procedi, insomma. Io Perfetto, benissimo, ti grazie ringrazio mille. Nicola e buongiorno a tutti. Allora sì, sono Loris Pilotto, sono dipendente del comune di Colonia Veneta e sostanzialmente mi occupo della transizione digitale del nostro comune. E abbiamo cercato in questi 2 anni di digitalizzare più cose possibili sostanzialmente, ed è stato questo l'obiettivo nostro e tutto sommato il risultato è stato più che buono. Ecco. Siamo partiti sostanzialmente con l'obiettivo di abolire totalmente il contante utilizzando appunto il sistema MyPay, MyPivot, quindi siamo riusciti a farlo e all'inizio del 2021 siamo riusciti a effettuare i pagamenti soltanto tramite appunto MyPay. E per quanto riguarda gli uffici più a diretto contatto con i cittadini, come possono essere l'ufficio anagrafe, piuttosto che altri uffici tecnici, eccetera, eccetera. Allora, se da un lato questo ha aiutato gli operatori degli uffici indicati, che ho detto prima, cioè l'ufficio anagrafe, piuttosto che gli uffici tecnici, eccetera, perché ovviamente non c'è più il problema dell'agente contabile, di colui che deve maneggiare valori e appunto tenere la contabilità dei contanti. Dall'altro i problemi, diciamo, li ha avuti più l'ufficio ragioneria per quanto riguarda poi la fase della riconciliazione dei pagamenti sostanzialmente. Il problema maggiore era quello di collegare quello che è il MyPivot, cioè il portale regionale che riconcilia i pagamenti dovuti creati tramite il sistema MyPay e i gestionali in uso presso sostanzialmente il nostro ente. Io adesso ho preparato una slide, ho avuto delle slide riassuntive che adesso vi condivido sostanzialmente. Allora, sostanzialmente all'inizio appunto il tentativo nostro è stato più di tipo informatico, perché dovevamo far dialogare appunto i 2 sistemi, cioè quello della software house e quello del sistema MyPivot. Tramite un comune amico sostanzialmente abbiamo avuto un contatto con un comune di Cantù, un comune in Lombardia di circa 40.000 abitanti. La Lombardia ha un sistema, utilizza il MyPivot, MyPay regionale nostro, quindi ci hanno molto aiutato da questo punto di vista e avevano la nostra stessa software house. E di conseguenza abbiamo tentato di far dialogare i 2 sistemi, cioè il MyPivot e il gestionale in uso presso l'ente, che era lo stesso. Abbiamo avuto oggettivamente dei problemi all'inizio, perché la struttura del file perché noi sostanzialmente estravamo i file dovuti riconciliati da MyPivot e poi dovevamo fare il caricamento sull'applicativo nostro, il nostro gestionale. E purtroppo mancavano delle colonne importanti per poter decodificare questi dati. E allora avevamo fatto 2 tentativi sostanzialmente. Uno, di contattare il software house per capire se sarebbe riuscita a modificare la struttura del file oppure creare un connettore che facesse una modifica sostanzialmente del file. Purtroppo la software house non è riuscita in tempo a fare questo, cioè la software house sarebbe stato un problema solo se molti enti avessero chiesto appunto questo intervento sarebbero riusciti a farlo. Nel frattempo, fortunatamente, è intervenuto poi un portale della riconciliazione creato dalle software house che, diciamo, ci ha risolto quasi totalmente i problemi, diciamo. E quindi siamo arrivati alla fase, quella classica della riconciliazione, quella che appunto ci ha accompagnato fino alla data odierna. Allora, sostanzialmente per attivare questo portale della riconciliazione della software house abbiamo dovuto fare un lavoro molto semplice, cioè quello di individuare i dovuti che l'ente avrebbe dovuto usare sostanzialmente. Una volta individuati i dovuti, abbiamo dovuto associarli a un capitolo di bilancio in entrata. Faccio un esempio, il canone di affitti, come vedete qui nella slide, ovviamente ha 2 capitoli di entrata, il 340 e il 340.2. Ecco, abbiamo fatto questo censimento e questa associazione fra dovuto e capitolo. Ecco. E poi abbiamo fatto un'altra cosa, cioè abbiamo creato dei dovuti di secondo livello, io li chiamo pure sottodovuti, perché cosa succede? Il dovuto del MyPay ovviamente ha una struttura che
è unico, cioè faccio un esempio, servizi cimitariali è un unico dovuto. Noi come capitolo di entrata avevamo due capitoli in questo caso, cioè che sono i trasporti funebri e i servizi cimitariali, ecco. Quindi abbiamo dovuto sdoppiare questo capitolo sostanziale, questo dovuto in due capitoli di entrata, e per poter far sì che ci fosse una riconciliazione più puntuale, ecco, sostanzialmente. Fatto questo lavoro, il successivo è stato quello di appunto di compilare i documenti per integrare il portale della riconciliazione della software house con il sistema MyPay MyPivot. Allora, la Regione Veneto in questo caso fornisce due tipi di documenti ai comuni, e poi i comuni devono compilarli e appunto inviarli per poter far sì che ci sia questa integrazione, poi le fasi di test e poi l'avvio di questa integrazione fra i due software, i due portali. E praticamente il modulo è quello dell'informativa ente per attivazione MyPay, e uno in cui sostanzialmente il comune deve indicare quali sono gli IBAN di accredito dei versamenti fatti dai cittadini e tutti i dovuti che appunto l'ente deve attivare con le caratteristiche dei dovuti che l'ente deve attivare. Il secondo modulo è quello della qualificazione dell'ente prodotto, e questo modulo sostanzialmente è un modulo più prettamente informatico in cui ci sono tutte, l'ente deve indicare quelle che sono le impostazioni informatiche, ecco, tanti insomma sostanzialmente che sono l'indirizzo IP, poi tutte le caratteristiche, cioè tutte per cercare di fare questa integrazione, ecco, sostanzialmente. Compilato questo prodotto, questi due moduli inviati alla regione, abbiamo iniziato una fase di test fra noi e le software house. E successivamente siamo riusciti finalmente ad avviare questo portale appunto della riconciliazione. Portale della riconciliazione che sinceramente è stato molto molto utile per quanto riguarda l'ufficio ragioneria, perché se prima sostanzialmente l'ufficio ragioneria doveva estrarre i file dal MyPivot e poi manualmente all'interno della sezione di contabilità della software house del nostro comune intervenire manualmente dal punto di vista informatico, per carità, ma comunque dovuto per dovuto riconciliarlo, diciamo, in maniera manuale. Adesso, grazie a questo sistema, noi riusciamo sostanzialmente a riconciliare praticamente il 90% dei dovuti, di conseguenza l'ufficio ragioneria è praticamente fa tutto il portale in maniera totalmente automatica, quindi l'intervento umano è quasi nullo sostanzialmente, se non per un 10% come abbiamo appunto calcolato e stimato con l'ufficio ragioneria. I due problemi grossi, adesso io nella slide vedete ho fatto degli screenshot di quello che è il nostro portale di riconciliazione, e sostanzialmente le strisce orizzontali bianche sono i flussi i flussi finanziari che sostanzialmente vengono riconciliati in maniera automatica. Quelli gialli sono quelli che si riescono parzialmente a riconciliare, cioè è necessario un intervento da parte dell'operatore dell'ufficio di ragioneria. I dovuti parzialmente riconciliabili, che sono quelli in giallo, hanno un problema che per lo più sono i dovuti, quelli di secondo livello, quelli che ho chiamato prima appunto di secondo livello, cioè il caso in cui, faccio un esempio, nel caso dei servizi sociali, questo è il dovuto presente nel MyPay, noi abbiamo 3 capitoli di entrata diversi, che sono pasti a domicilio, è un capitolo di entrata, il secondo è l'assistenza domiciliare, il terzo ad esempio è il trasporto sociale. Ecco, visto che il dovuto viene creato come, cioè l'avviso di pagamento viene creato come avviso di pagamento riguardante il dovuto ai servizi sociali, per fare la riconciliazione non avviene in maniera automatica, ma ci deve essere un'intermediazione da parte dell'operatore dell'ufficio ragioneria, perché il sistema riesce a riconoscere il dovuto di appartenenza, diciamo, ma non in maniera pressoché totale, quindi ci vuole sempre un intervento dell'operatore dell'ufficio ragioneria. Mentre per quanto riguarda i flussi che sono colorati appunto di rosa, quelli riguardano quelli
dovuti creati dal portale Impresa per un giorno, quello delle sue sostanzialmente. Ecco, in quel caso lì purtroppo la riconciliazione deve essere fatta ancora in maniera manuale, o meglio, alcuni comuni hanno già iniziato una fase di integrazione e sarà anche il nostro obiettivo ovviamente quello di riuscire a risolvere questa cosa. Sarà necessario cioè integrare il portale dell'impresa per un giorno della Camera di Commercio con il sistema MyPay, MyPivot. Ecco, una volta riusciti a fare questa integrazione, ovviamente avremo risolto anche quest'ultimo, diciamo, problema, ecco, che abbiamo da questo punto di vista. Ecco, lato cittadino, il portale della riconciliazione che abbiamo attivato con la nostra software house, vi è appunto anche un lato cittadino, cioè il cittadino può pagare tramite un avviso ricevuto oppure effettuare un pagamento spontaneo da questo portale. Qui ho fatto uno screenshot. Questo portale comunque, ricordiamolo, è totalmente integrato con MyPay, quindi di fatto la facciata è quella diversa da MyPay, insomma, a parte la pagina principale, ma in realtà sostanzialmente questo portale è totalmente integrato con MyPay e MyPivot, ecco, quindi sostanzialmente è solo la videata che è fuorviante, ma comunque è collegato totalmente. E quindi ecco, attualmente diciamo che i nostri obiettivi, ecco, futuri sono due, cioè uno quello di integrare il portale Impresa per un giorno, il secondo sarà quello appunto dei POS Pago PA che potranno anche sì, portare un beneficio ovviamente al comune. Grazie Loris. Se posso, cerco un po' ti ho lanciato, diciamo così, a parlare, cercando di ricondurre insomma, il tuo intervento in quello che era la nostra intenzione insomma, iniziale. Se puoi anche togliere la condivisione, sì, grazie, la condivisione. Così ci vediamo. Esatto. Ecco qua. Ecco, grazie Loris. Grazie a voi. Che era quella di portare un esempio di un comune che ha integrato MyPay con il suo gestionale. Tu hai spiegato in maniera abbastanza veloce, poi in realtà c'è una pratica, diciamo, amministrativa, no? Che hai attivato con Regione del Veneto, molto, poi alla fine diciamo, molto semplice, nel senso che si fa una richiesta di integrazione, dopodiché la parte di test viene eseguita dalla software house con Regione Veneto, insomma, quindi diciamo la vostra scelta è stata quella di appoggiarsi a un intermediario esterno che vi permettesse di fare questa riconciliazione mantenendo tutte quelle che erano le potenzialità di MyPay e quindi tutte diciamo l'infrastruttura messa a disposizione di Regione Veneto. Esatto. Ma volevo un po' insomma, Mari, confermarmi insomma, che la tua conferma, insomma, ribadire insomma, che questa attività è stata abbastanza semplice, che alla fine lo possono fare un po' tutti, insomma, ecco. Sì, esatto, non è stata una cosa impossibile da fare, ecco, sostanzialmente, quindi sì, esatto, è stata una compilazione di documenti, è stata un'attività più amministrativa, diciamo, che informatica, se non in alcuni casi. Diciamo che la fase informatica è stata quella, la prima fase, cioè quella in cui noi avevamo tentato di fare l'integrazione fra il MyPay, MyPivot e il nostro gestionale. Lì, in quel caso abbiamo fatto dei test noi, facendo dei tentativi, ecco, dal punto di vista, quello è stato l'unico caso in cui effettivamente ci volevano le attività richieste da quella prettamente informatica, ecco, ma non amministrativa. Questo diciamo è un caso che può essere applicato anche per i comuni che non hanno diciamo un apparato informatico, una struttura e un supporto elevato. Insomma, immagino che i comuni di Cologna Veneta insomma non avranno un solo operatore del CED specializzato, ma penso che fosse quindi avrete un dipendente. Esatto, che infatti, se ne occupa. Esatto. Ecco. E un amministrativo che appunto anche quella, sì, esatto, quindi diciamo che un comune di 9.000 abitanti non poteva permettersi un informatico a tempo pieno per riuscire a fare, ecco, certi interventi. Bene, grazie Loris. Grazie a voi. In chat ci raccogliamo eventuali domande sul tuo intervento
e a questo punto presenterei la collega Graziosa Beraldo del Comune di Padova, che invece nel suo caso l'automatizzazione dei processi è frutto di una collaborazione molto più, diciamo, più importante con il settore servizi informatici e il settore risorse finanziarie. Graziosa ci spiegherà in questo intervento come hanno affrontato il tema della riconciliazione dal punto di vista informatico, e poi invece Marta Barison invece come utilizza gli strumenti che sono stati messi a disposizione dalla sua collega per procedere al processo di riconciliazione. Ci farà vedere quali sono le attività che svolge e nonostante tutta la grande integrazione ci sono ancora una serie di operazioni di carattere manuale che deve fare, insomma, e magari ci spiegherà perché non è possibile ancora arrivare ad una riconciliazione perfetta. Forse non sarà mai possibile perché c'è un'attività di ragioneria che è insita nel lavoro di quadratura degli incassi. Graziosa, se ci sei, io ti darei la parola. Sì, eccomi qua. Ok. Dimmi, siamo a posto? Sì, grazie. Ok, Grazie. bene. Prego, fai tu, Sì. poi quando interverrà la Marta mi dirai come procedere. Va bene. Grazie. Allora, procedo intanto a condividere anch'io lo schermo, visto che mi avvalgo del Graziosa, fai supporto tu una tua piccola prima di alcune presentazione slide, perché non ti certamente. conosce. Sì. Lavoro al Comune di Padova, mi occupo dal 2019 di PagoPA in particolare, e sono proprio un informatico, quindi diciamo che per quanto riguarda gli aspetti di PagoPA ho curato e sto curando tuttora in particolare proprio gli aspetti tecnici. Ovviamente sono affiancata in questo, come già tu hai premesso, dalla mia collega Marta Barison, che è all'ufficio entrate delle risorse finanziarie, e quindi la nostra esperienza e quello che poi abbiamo sviluppato si basa proprio su una stretta collaborazione fra il settore tecnico e il settore ragioneria. Voglio quindi illustrare come abbiamo integrato l'aspetto tecnico, quindi l'architettura tecnologica che utilizziamo attualmente nel nostro comune. Innanzitutto abbiamo integrato vari sistemi informativi locali con MyPay, laddove per alcuni servizi, per quei servizi di incasso che si avvalgono di un gestionale verticale. Per esempio, un esempio può essere la gestione delle mense, oppure anche le contravvenzioni e così via. A fianco all'integrazione di questi sistemi informatici verticali abbiamo attivato anche dei pagamenti spontanei su MyPay, per quei pagamenti che non hanno dietro quindi un gestionale o un back office così specializzato, e si tratta generalmente di pagamenti molto semplici. Possono essere il Corri per Padova, possono essere le istanze di separazione e divorzio o di utilizzo locali sale, che appunto dietro non prevedono in questo momento, almeno presso di noi, un gestionale adeguato. La cosa fondamentale che facciamo nel momento in cui integriamo un software, o anche nel caso di un pagamento spontaneo, è quello di corredare i nostri dovuti con quella che viene chiamata busta bilancio, che è presente dal tracciato 1-2 in avanti, poi nei manuali messi a disposizione da Regione Veneto proprio per l'integrazione. Quindi vuol dire che i nostri dovuti partono già corredati degli aspetti contabili, ovvero l'importo è già suddiviso anche per più capitoli di ragioneria, capitoli di bilancio, capitoli di entrata, e
anche sono corredati dell'ufficio poi di pertinenza. Abbiamo quindi sia dei dovuti semplici da questo punto di vista, come per esempio, non so, la tassa di concorso va in un unico capitolo e viene gestita da un unico ufficio, oppure abbiamo anche degli esempi più complessi come le contravvenzioni, in cui una contravvenzione parte già suddivisa in 3 capitoli, perché abbiamo il capitolo della sanzione vera e propria e altri 2 capitoli più di tipo amministrativo. Ecco, la stessa configurazione la chiediamo nel momento in cui attiviamo i pagamenti spontanei su MyPay. Ovviamente poi MyPay c'è il dialogo con MyPivot e da questo noi abbiamo creato un nostro diciamo software interno con un nostro database che ci consente diverse operazioni. Allora innanzitutto abbiamo voluto automatizzare l'upload del giornale di cassa giornaliero verso il MyPivot e altrettanto anche lo scarico automatico giornaliero dei movimenti riconciliati da MyPivot e li portiamo in questo diciamo database in locale. La scelta è stata motivata anche dal fatto che abbiamo scoperto insomma che noi utilizziamo come Comune di Padova un numero di provvisorio che non è standard. È un numero che ormai tradizionalmente viene utilizzato in Comune a Padova perché come gestionale della contabilità abbiamo il Civilia Open e storicamente è nato così, ma questo numero proprio di provvisorio non è facilmente fruibile dai tracciati standard di MyPivot. Per cui insomma, abbiamo dovuto portarci in locale i dati in modo da riuscire più facilmente a effettuare le operazioni poi di riconciliazione. Accanto quindi a questo database abbiamo anche il nostro gestionale con il database di Civilia Open e facendo un confronto tra i 2 database abbiamo creato una serie di query che ci permettono il monitoraggio giornaliero sia delle anomalie che dell'incassato che adesso vedremo un pochettino più in dettaglio. Ok. Ovviamente, come spiegavo prima, accanto a un modello tecnologico c'è anche un modello organizzativo. Innanzitutto la collaborazione e la sinergia tra il mio settore dei sistemi informatici e telematici e il settore risorse finanziarie. La ragioneria ha il controllo e effettua l'analisi effettua l'analisi di tutte le transazioni che arrivano tramite PagoPA. Quindi questa fase è centralizzata presso l'ufficio entrate, così come è la ragioneria che si preoccupa poi di capire dove ci sono le discrepanze, dove ci sono le anomalie, con chiaramente degli strumenti che ho messo a disposizione. Accanto a questo abbiamo i settori decentrati, che sono circa 30, che quindi possono focalizzarsi sul controllo dei pagati e quindi sulla congruenza fra i dati che vengono registrati nel loro sistema informativo locale e MyPay. E c'è ovviamente anche in questo caso sempre una collaborazione e un dialogo tra il settore risorse finanziarie e i vari referenti contabili dei settori decentrati. A questo punto passo un attimino a cercare di illustrare un po' di più gli strumenti che abbiamo messo a disposizione proprio per aiutare sia i settori decentrati ma soprattutto il lavoro del ragioniere che deve riconciliare i pagamenti che arrivano da MyPay con tutto ciò insomma, che arriva dalla tesoreria. Abbiamo messo a disposizione queste query, abbiamo un paio di query che ci servono per monitorare le anomalie. Abbiamo poi delle query diciamo aggregate che forniscono una rendicontazione giornaliera o mensile, molto importante la rendicontazione mensile per la dichiarazione IVA e poi anche delle query di dettaglio che possono essere usate sia dalla ragioneria che dai settori decentrati, insomma qualora volessero o avessero bisogno di questo tipo di interrogazioni. Ecco, per quanto riguarda le anomalie, faccio vedere, spero che si veda, provo altrimenti ad ingrandire un pochino, ecco qua.
Ecco, per quanto riguarda le anomalie, abbiamo un'interfaccia molto semplice, nel senso che il nostro sistema, il nostro gestionale di contabilità, mette a disposizione un sistema di query che io ho utilizzato per costruire appunto questi strumenti che poi servono alla ragioneria. In questo caso qui rileviamo le macro anomalie, ovvero questo è l'esempio del mese di settembre 2022 che è un mese interessante per quanto riguarda le anomalie che ci sono state. Allora, rileviamo, lo strumento rileva ad esempio l'anomalia della mancanza della busta bilancio di cui parlavo all'inizio, quindi vuol dire che questo pagamento qui dalla terza riga è arrivato in tesoreria, risulta pagato, però non ha la busta bilancio e quindi vuol dire che il dato non è andato automaticamente nel capitolo. E questa ovviamente è un'informazione fondamentale per il ragioniere che sa che dovrà integrare il capitolo con questo importo. Ecco, le anomalie vengono rilevate in questo caso puntualmente, ossia noi sappiamo esattamente qual è lo IUV che ha provocato questa anomalia. Un altro tipo di anomalia più generica è questa, pagamento anomalo. Ecco, in questo caso c'è l'indicazione che si è trattato di un pagamento che in qualche modo non è andato proprio come doveva andare, per cui ci arrivano magari degli IUV non completi. In questo caso diamo indicazione anche di qual è lo IUV e la Marta, la mia collega, tramite il riferimento puntuale degli IUV può poi cercare in MyPay e in MyPivot esattamente che cosa è successo per questo pagamento e quindi agire di conseguenza. L'altro tipo di anomalia che rileviamo è nel caricamento dei flussi finanziari, quindi quando qualche flusso finanziario ha avuto dei problemi. Nella slide, eccola qua, successiva, che è praticamente la continuazione di quella un po' precedente, però qua si vede meglio. A settembre che cosa è successo? Che sono cominciati ad arrivare molti flussi finanziari che si sono adeguati alle nuove specifiche tecniche di pago PA, per cui nella causale compariva oltre allo /txt anche lo /0. MyPivot però non era ancora adeguato a trattare questi flussi finanziari, cioè non aveva ancora fatto l'adeguamento e quindi non riusciva a riconciliarli. Per noi però voglio dire era evidente, ecco, che l'anomalia era di questo tipo perché come vedete gli unici flussi finanziari tranne un unico caso, anche qui con una causale non standard, che non si sono chiusi, erano tutti dello stesso tipo. Poi ovviamente la Regione Veneto è intervenuta e quindi ad ottobre non abbiamo più avuto delle anomalie di questo tipo. Allora, ho sviluppato ecco, questo modulo anomalie che si trova anche in MyPivot, però le anomalie di MyPivot sono già classificate a priori, nel senso che Marta, per rilevare le anomalie da MyPivot, dovrebbe fare 4-5 estrazioni, per cui dovrebbe lanciare quell'anomalia, insomma, classificandole di volta in volta. Qui invece abbiamo una visione d'insieme, per cui sappiamo quali sono gli IUV dove intervenire o i flussi finanziari appunto che non sono andati a buon fine, che non sono stati riconciliati in modo automatico. Un altro tipo di anomalia che rileviamo puntualmente è questa, cioè la squadratura nei provvisori di entrata. In questo caso qui, sempre a settembre, per 2 provvisori, l'importo che è stato incassato in tesoreria era superiore rispetto a quello che ci è stato rendicontato tramite Pago PA e il MyPivot. Anche in questo caso è importante dare l'indicazione precisa del numero di provvisorio, in modo tale che non sia la collega che deve andare a mano a spulciarsi tutti i provvisori per capire insomma dove c'è la squadratura. Ecco, quindi per quanto riguarda le anomalie, diciamo che con queste 2 query
riusciamo a tenere finora insomma sotto controllo in modo efficace il processo. Passo adesso velocemente invece al tipo di query o di rendicontazioni aggregate. In questo caso qui, sempre per settembre 2022, abbiamo una rendicontazione giornaliera che, ecco che ingrandisco un pochettino, che fa vedere, quindi sempre per data provvisorio, perché il focus è sull'incassato, quindi sulla data della valuta, la data del provvisorio, e per capitolo fa vedere quanto è stato incassato in quel capitolo e quanto invece è stato rendicontato tramite la piattaforma PagoPA. In questo caso abbiamo una discrepanza di 931,22 €, che poi è un po' quello che si ritrova fra le 81 anomalie che abbiamo visto prima, nel senso che siccome flussi finanziari non sono entrati, diciamo che quell'importo viene un po' spalmato sulle varie giornate. Se tutto va bene ci troviamo in questa situazione. Per esempio il 12 di settembre abbiamo avuto questa differenza, il 13 di settembre invece è andato tutto bene perché vedete che la differenza è 0, quindi anche questo diciamo con un colpo d'occhio fa capire un pochettino quello che sta succedendo e come stanno andando le riconciliazioni e le rendicontazioni. Un'altra rendicontazione di cui avevo accennato prima che è molto utile è una rendicontazione mensile che serve per la dichiarazione IVA, e quindi in questo caso ho l'aggregazione proprio sul nostro capitolo di entrata, quindi so per ogni capitolo chi è responsabile, so quanto è stato rendicontato su quel capitolo e so anche però che per quel mese io ho una differenza, una discrepanza di, in questo caso 8.103,49 €. Diciamo che 8.000 € su più o meno 2,5 milioni, dal punto di vista del valore economico non è tantissimo perché siamo sotto allo 0,3%, ecco, come percentuale. Però il problema per la ragioneria è poi capire esattamente questi 8.000 € come vanno suddivisi sui vari capitoli e anche a chi appartengono per quanto riguarda i settori decentrati. Per riuscire a capire come diciamo normalizzare questi 8.000 € ci sono gli strumenti che abbiamo visto prima, no? Quindi le anomalie che danno un aiuto in questo senso. Qui c'è la stessa, diciamo, rendicontazione, semplicemente viene evidenziato oltre al capitolo anche il tipo di dovuto, anche questa è una rendicontazione che può essere utile. Ecco, accanto a queste rendicontazioni aggregate, dicevo prima, ci sono delle rendicontazioni di dettaglio usate per lo più dai settori decentrati. Per concludere, che cosa resta da fare in comune a Padova? Qualcosa di cui anche già Nicola aveva accennato, nel senso che dobbiamo capire come integrare i POS su MyPay o PagoPA. C'è un altro problema aperto che è il problema dei micropagamenti. Abbiamo già l'integrazione con imprese in un giorno, però solo con il pagamento immediato. Quindi vorremmo migliorarla estendendo quindi anche il pagamento con l'avviso. Per quanto riguarda la rendicontazione automatica, in questo momento la nostra unità atomica è il capitolo, vorremmo però arrivare all'accertamento contabile. La struttura dell'accertamento è anche già presente nel tracciato record che mette a disposizione MyPay. L'altro passo che vorremmo fare è la regolarizzazione contabile automatica, che in questo momento la nostra procedura non permette, nel senso che noi arriviamo, anche noi, come diceva il collega Pilotto prima, ad avere una rendicontazione automatica al 90%, ovvero i dati sono corretti nei capitoli corretti al 90%, però poi resta anche
il lavoro della ragioneria per quel 10%, ecco, che va collocato correttamente. E poi, insomma, come tutti, vorremmo completare il passaggio proprio di tutti i servizi di incasso in MyPay, che in questo momento alcuni ancora ci mancano e stiamo lavorando, ecco, in questo senso. Ecco, io direi che ho concluso l'intervento, Grazie. interrompo la condivisione. Ecco. Grazie, Graziosa, e direi Sì, che a questo punto, che abbiamo visto più che altro sono le parti tecniche, forse esatto, alcuni colleghi vogliono vedere proprio qual è l'operatività che viene fatta dalla parte di ragioneria, per esatto. cui Ecco, se Marta Barison c'è, sì, sì, io gli darei la parola per rimanere in linea con le nostre tempistiche a ventina di minuti, 25 minuti, spero che siano sufficienti per Marta, e speriamo di accontentare anche diciamo, le richieste che sono arrivate dai ragionieri degli altri comuni per capire insomma come lavora e come ha affrontato il tema della riconciliazione e la quadratura. benissimo, sì, un secondo solo che quindi passo poi la parola alla collega. Grazie a tutti intanto. Buongiorno a tutti, mi sentite? Ti sentiamo e adesso ti vediamo anche. Ce l'abbiamo fatta. Certo, certo. Tanto grazie di essere intervenuta. Grazie a voi, scusate per l'inghippo che c'è stato. Beh, ma sono problemi, è sempre colpa dei tecnici. Sì, assolutamente. Allora, io sono Marta Barison e sono una collega di Graziosa, mi occupo di risorse finanziarie. Il mio compito è quello di recuperare i dati da tesoreria o da poste o da Pago PA per renderli fruibili e chiari ai colleghi che si occupano di entrate all'interno del comune. L'attività principale, essendo proprio quella di rendere fruibile il dato, è quello di analizzarlo e filtrarlo. Con Pago PA diciamo che ciò che mi ha messo a disposizione la collega del SIT è decisamente un aiuto fondamentale. Perché? Perché come ragioniera, diciamo come settore risorse finanziarie, l'esigenza di partenza è stata quella di decifrare l'importo che Pago PA riversa. I riversamenti, come sapete, non sono trasparenti e quindi il problema di riconciliare i dati della banca di provvisori di entrata con i dettagli di MyPivot è stato un lavoro molto, forse anche complicato, però con un'analisi puntuale siamo riusciti ad arrivare a un primo punto di partenza. Inizialmente, storicamente, in Pago PA del Comune di Padova, arrivavano solamente un tipo dovuto, banalmente imposta di soggiorno, che ci è servito per fare un'analisi inizialmente dei flussi, di come funzionassero, fino poi a sviluppare con Graziosa, appunto, e in questo devo essere sincera, per il ragioniere avere un tecnico che ti affianca e ti permette di fare un'analisi puntuale delle tue esigenze e ti supporta soprattutto è stato fondamentale. Lo sviluppo che c'è stato appunto in team, ed è il caso di dirlo, è stato poter usufruire di queste estrazioni guidate, che sono quelle che vi ha fatto vedere Graziosa poco fa, estrazioni guidate che sono servite per andare ad analizzare puntualmente ciò che avrei trovato in MyPivot. E mi permetto di dire che in MyPivot non avrei potuto usufruire del dato alla stessa velocità e con la stessa chiarezza. Mi spiego meglio e vengo ad oggi. Storicamente abbiamo detto siamo partiti da un unico tipo dovuto in comune a Padova, ma siamo arrivati, come vi ha fatto vedere Graziosa, a un'estrazione guidata mensile, perché diciamo che il punto di partenza è la mensilità, perché ci occupiamo di dare anche i dati ai colleghi che si occupano di dichiarazione IVA. Diciamo che il punto di partenza, ma anche il punto di arrivo era quello di avere l'esigenza di
definire in maniera chiara e soprattutto veloce, perché questa estrazione che vi faccio vedere ce l'ho nel giro di 1 minuto, di avere, grazie alla busta bilancio, una rendicontazione di ciò che è l'incassato, perché abbiamo detto questo è il punto di partenza. Io alla fine di tutto il discorso devo arrivare a contabilizzare ciò che il tesoriere mi riversa tramite il portale PagoPA. Abbiamo detto che abbiamo preso settembre come esempio. Io a fronte di 2.560.797,98 centesimi mi sono trovata ad avere, non era condiviso, scusate. Allora, dicevamo che l'estrazione guidata, quella mensile che vi diceva Graziosa, fa sì che io in pochi minuti abbia, per un incassato totale di più di 2,5 milioni di euro, una suddivisione per capitolo, abbiamo detto precisa al 95%, e mi permetta di avere già collocati questi importi in maniera precisa e puntuale. Qual è invece l'attività che porta via molto tempo, ma che ho anche capito sarà difficile che si possa risolvere, ed è quella di analizzare le anomalie, anomalie intese in senso pagamenti che trovo rendicontati parzialmente a fronte di versamenti invece riversati completamente. Mi spiego meglio. L'estrazione guidata che mi ha messo a disposizione Graziosa e che è quella che si chiama anomalie, scusate che volevo farvela vedere, alla stessa velocità alla quale io ho una rendicontazione guidata che mi dà la suddivisione per capitolo, allo stesso momento, con la stessa velocità, ho un'estrazione che mi permette di vedere quali sono le anomalie. Ve l'ha appena fatta vedere Graziosa. Per me anomalie cosa significa? Significa IUV anomali, nel senso che non hanno la busta bilancio, oppure IUV che non sono stati rendicontati correttamente, per effetto, come vi diceva Graziosa, di flussi finanziari che non riesco ad importare nella piattaforma, ma anche, e succede, di IUV che non si sono completati nel momento della transazione bancaria. Quindi io ho un flusso finanziario a fronte del quale ho uno IUV che non si è completato, anzi, come se quello IUV fosse inesistente. Poi ve ne faccio vedere un paio di casi. Dicevo che per me è fondamentale poter lavorare su, scusate, poter lavorare su dati per certi versi macroscopici, ma che mi permettano anche di analizzare nel dettaglio tutto ciò che ho incassato. Faccio presente che con questo sistema io riesco a fare quadrature al centesimo di euro ormai da qualche annetto. Questo perché? Perché gli strumenti che ho a disposizione sono, posso dire, raffinati. Raffinati nel senso che, come vi facevo vedere, a fronte di un'estrazione guidata di settembre che ho in automatico, ho fatto poi un'analisi purtroppo a mano, aiutandomi con l'elenco delle anomalie, su ciò che non fosse correttamente rendicontato, per cui faccio l'esempio, l'importo che mi mancava il 1° di settembre per una contabilizzazione mancante, cioè per una busta bilancio mancante, sono riuscita a risalire a che cosa corrispondesse, e lo stesso anche per i flussi mancanti. In questo caso io, diciamo a mano o comunque con il sistema di mettere a disposizione questa rendicontazione ai colleghi, riesco a dire a ciascun ufficio destinatario degli importi pervenuti tramite PagoPA chi abbia pagato cosa. Non è sempre semplice questo lavoro, perché come vedete a settembre, anche per effetto di quella serie di flussi che non entravano per la stringa diversa, ho dovuto fare un bel po' di ricostruzioni. Sono arrivata però alla fine del mese di settembre, per il quale sono riuscita a risalire agli 8.103 euro di anomalie, e alla fine del mese produco un report che è la riepilogo, quello automatico, che è questa colonna, alla quale aggiungo le anomalie divise per capitolo, cioè vado ad analizzarle, sento i colleghi nel caso in cui ci siano problemi di qualsiasi genere, e colloco questo importo a seconda del capitolo al quale era destinato.
C'è poi, abbiamo detto, una parte di dati che non è corretta, anche qui per una serie di motivi, per i quali io debba fare degli spostamenti. Abbiamo detto che il Comune di Padova, oltre a dei tipi dovuto standard o comunque provenienti da gestionali, ha creato anche dei pagamenti spontanei. Purtroppo il pagamento spontaneo, e questo devo dire l'ho capito per esperienza, il pagamento spontaneo dà un po' in mano uno strumento all'utente per il quale nel momento in cui entra in MyPay e deve effettuare un pagamento a favore del Comune di Padova, un listino di tipi dovuto non sempre aiuta. Succede che chi debba fare un pagamento e non abbia nemmeno voglia di farlo tanto correttamente, possa scegliere un tipo dovuto a caso. Diciamo che il tipo dovuto varie, attira moltissimo l'utenza, quindi io mi trovo molto spesso un tipo dovuto varie che avevamo creato come eventualità di utilizzo, che per me è un po' un'entrate diverse, è un tipo dovuto molto utilizzato. Ovviamente io, prima di chiudere il mese contabilmente, dovrò analizzare nel dettaglio tutto ciò che è arrivato in quel tipo dovuto e dovrò collocarlo nei singoli capitoli, nei capitoli corretti. Avrò quindi, a fronte di un importo rendicontato in automatico nel mese, collocherò le anomalie e poi effettuerò anche gli spostamenti che possono anche derivare dal fatto che io in Pago PA, dato che non posso respingere i bonifici come potevo fare con i provvisori d'entrata del tesoriere, dovrò ad esempio collocare gli importi non dovuti o perché pagamenti eccedenti o altro, ad esempio nelle partite di giro. Io in questo caso a settembre ho collocato in un capitolo che noi utilizziamo per le partite di giro un importo che dovrò restituire. Diciamo che dal punto di vista contabile questa rendicontazione mi permette di collocare esattamente i 2.560.797,98 euro che ho riscosso tramite il tesoriere per il portale Pago PA. Una cosa che invece vorrei farvi vedere è questa. Oltre a poter utilizzare la rendicontazione delle anomalie che mi ha fornito Graziosa, uno sviluppo che abbiamo avuto da non tanto tempo, nel senso che è un ulteriore aiuto che ho ricevuto, è stato quello appunto, come vi faceva vedere Graziosa, di poter avere dei report con quadrature giornaliere, cioè a fronte di quanto ho trovato come rendicontazioni quanto ho incassato, e mi permette di individuare le differenze, che sono quelle poi, come dire, spacchettate nel report delle anomalie, ma anche, ed è quello che mi è servito moltissimo, sono le squadrature per provvisorio. Significa che io anche qui ho una differenza tra quanto incassato, tra quanto rendicontato e quanto incassato, ma sono anche differenze che io potrei avere trovato a seguito di quei famosi pagamenti cosiddetti IUV vuoti non ancora conclusi. Perché vi faccio vedere questo? Perché per chi ci lavora è veramente molto importante individuare questa tipologia di entrata. Ad esempio, questa è un'estrazione che io ho fatto dal MyPivot, dove a fronte di un importo totale di 5.582,25 euro ho trovato tipi dovuto, il pagatore, lo IUV e l'importo, ma ho trovato anche dei tipi dovuto che si chiamano non classificato, pagatore non classificato, uno IUV e l'importo. Significa che io, a fronte di un incasso per questo riversamento di 5.582,25 centesimi di euro, ho avuto dei dettagli a parte questi due. Significa che io in questo caso avevo una squadratura nelle rendicontazioni rispetto all'incassato di 2 volte 29,40, che io riconosco essere come una contravvenzione. Interrogare lo IUV che mi dà il MyPivot in MyPay, MyPay mi dice questo IUV a chi corrisponda. E questa è una tipologia di ricerche che io posso fare, ma meglio ancora volevo farvi vedere questa. Può succedere, per lo stesso motivo, che io a fronte di 280 euro abbia uno IUV doppio, ma meglio ancora
E quindi in questo caso diciamo che andare a struculiare in, scusate il gergo, in MyPivot mi permette di capire cosa non si è chiuso correttamente. Però, attenzione, questa è un'estrazione dal MyPivot dove a fronte di un importo che io ho totale di 7.512,83 euro, spero riusciate a leggere, ho un importo ND, cioè non classificato, diciamo di 84,78, che se vado a interrogare in MyPivot mi dice stato non pagato. Attenzione, io sto andando a controllare dentro a un riversamento, dentro a una rendicontazione, cioè li ho in tesoreria, un importo che MyPivot mi dice non pagato. Mi dice non pagato perché questo evidentemente è un pagamento non completato, ossia l'utente ha inserito tutto, non si chiude lo IUV, ma nel frattempo il PSP ha acquisito l'importo, cioè ho la fase del flusso finanziario che non segue correttamente il flusso di rendicontazione e soprattutto questo non pagato è un falso perché se io vado in MyPay e interrogo lo IUV lo trovo come non concluso, ma io li ho incassati questi soldi. Vi sto spiegando questo perché sono i cosiddetti casi atipici che portano via tanto tempo e che però se io non mi basassi sull'importo totale incassato e rendicontato non potrei essere sicura di quello che sto dicendo. Altro caso, ad esempio, anche qui è la stessa cosa, io vado a interrogare un provvisorio, scusate, uno IUV, in questo caso è parte di un riversamento di 182,88 centesimi di euro, vado a interrogarlo e anche questo mi ha detto non pagato. Se io non partissi da una rendicontazione che è automatica, ma che soprattutto mi spacchetta tutto ciò che io ho incassato e ripartiamo dai 2.560.000 e rotti euro, io non potrei essere sicura del dato che ho. E potrei anche, se non mi basassi sull'incassato, poter non fidarmi delle estrazioni che faccio. Faccio un ulteriore esempio. Scusate. Ad esempio, beh, questo è un'altra cosa, e volevo far vedere anche che sempre a seguito delle estrazioni guidate, e qui divago in questo senso, per un tipo dovuto, marche da bollo ad esempio, io posso andare a fare estrazioni sul singolo versamento. Codice ufficio, cioè il codice ufficio a cui è collegato il versamento, la data del versamento e ad esempio in questo caso questo report viene usufruito, ne può usufruire il collega che dà a fare i controlli sugli incassi delle imposte di bollo, ha una causale, un ID del pagatore, nome del pagatore eccetera e ha un dettaglio completo. In questo caso gli IUV tipo quello che mi diceva non pagato o le anomalie non appariranno mai nella rendicontazione automatica. La mia rendicontazione, diciamo, riveduta e corretta del fine mese serve appunto ai colleghi per avere certezza di quanto anche in maniera anomala sia stato riversato. Quindi automaticamente le estrazioni guidate che vanno a pescare sul MyPivot tutti i dettagli devono essere corredate di ciò che io ho trovato, diciamo, manualmente. Questo per dire il dato va comunque rielaborato. Scusate, volevo vedere se non riesco ad aprire il file, non importa. Ecco, penso di avere esaurito l'argomento, nel senso che
il consiglio che do io a chi magari comincia a lavorarci adesso è sempre partire dall'incassato e avere la pazienza di ricostruirlo data per data. Sarà anche che il Comune di Padova ha un volume molto elevato di transazioni in PagoPA, perché abbiamo visto, a fronte di quello che è una rendicontazione automatica, giorno per giorno ci sono veramente tantissimi importi, tantissime transazioni. Faccio l'esempio adesso, credo sia un problema solo nostro, l'ultima release del MyPay ha fatto sì, ad esempio, che non si agganciassero correttamente le nostre buste bilancio. Io ovviamente devo lavorare sul dettaglio, devo lavorare su dettagli giornalieri, perché il dato che do, ripeto, è scientifico e ho i colleghi che aspettano un dato rendicontato e controllato. Per cui a chi lavora sul PagoPA consiglio di fare veramente un lavoro certosino, ma soprattutto giorno per giorno, prendendo dei periodi molto piccoli di riferimento, perché nel momento in cui ciascun comune dovrà avere tutti i dati delle entrate che transitano su PagoPA, sarà fondamentale riuscire ad avere delle quadrature più veloci possibili, insomma. Ecco, direi che ho concluso. Va L'unica bene, cosa, sì. ecco, l'unica cosa è che non è di poco conto, noi auspichiamo veramente che anche i POS entrino in PagoPA, perché noi, per evitare maneggio di denaro all'interno del comune, abbiamo fornito quasi tutti gli sportelli del PagoPA, scusate, del POS. Il fatto di poter far dialogare il POS col PagoPA significherebbe avere una rendicontazione fatta, cosa che oggi viene fatta praticamente a mano. Ecco, tutto qua. Va bene. Vi Marta, se puoi ringrazio. interrompere la condivisione così Sì, ti sì, vediamo prima assolutamente. Eccomi. ok, allora io direi, ci sono alcune domande per te, però c'è l'intervento adesso di Maristella che dopo ci deve lasciare prima della fine. Io farei così, farei intervenire Maristella. Nel frattempo le persone possono inserire delle domande in chat e così ce le guardiamo con calma e poi eventualmente le sottoponiamo a Graziosa e a Marta per alcune brevi risposte. Se dite, io procederei in questo modo, così diamo anche ai colleghi di eventualmente aggiungere delle nuove domande. Sì. Allora, la cosa importante, mi sembra che sia emersa, insomma, al di là di tutte le cose, delle cose interessanti che sono state dette, è che nel caso, insomma, del Comune di Padova c'è questa grande, diciamo, collaborazione tra parte informatica e parte e ragioneria, settore di ragioneria che scusa, forse avete il microfono acceso, che mi sento questa grande collaborazione che ha permesso insomma di di poter ottenere degli strumenti informatici che sono diciamo utili e necessari poi per l'attività di Marta, nell'attività giornaliera. Poi c'è questa diciamo anche attenzione all'incassato rispetto al rendicontato che Marta ci ha in qualche modo illustrato, che è fondamentale per poter avere una conoscenza corretta di tutte le operazioni bancarie. Ed infine direi che condividere questo tipo di esperienze permette un po' a tutti quanti di farsi un'idea di quelle che sono le complicazioni, ma anche insomma le possibilità che gli strumenti ci possono fornire per facilitarci il lavoro quotidiano. Io allora vi chiedo di attendere un attimo, facciamo intervenire Maristella Bolgan che ci illustra quali sono alcune novità del prodotto MyPay, che è in continua adeguamento, evoluzione, trasformazione, proprio perché Regione non rimane ferma sulle sue posizioni. E Maristella, se vuoi, puoi intervenire e raccontarci questa, diciamo, nuova possibilità che mettete a disposizione. Grazie Nicola e buongiorno a tutti. Condivido la presentazione. Mi sentite? Sì.
La vedete? Ok. Ok, allora, oltre il più insomma, importante cambiamento, la più importante evolutiva introdotta quest'anno è quella del nuovo avviso multibeneficiario. Volevo comunque fare una breve panoramica di quelle che sono state le funzionalità introdotte nel 2022 a partire dalla nuova versione di MyPay, che insomma comunemente nota come MyPay 4, mentre quella precedente insomma è nota come MyPay 3. Diciamo che però comunque stiamo sempre parlando di MyPay perché la versione precedente ovviamente non è più in uso. Con la versione MyPay 4, insomma, che è stata rilasciata a fine giugno 2022, sono stati introdotti degli adeguamenti su diversi aspetti. Aspetti normativi, quindi di adeguamento normativo a regole tecniche agite pago PA, ad esempio la normativa sull'accessibilità, aspetti anche di sicurezza. Con MyPay 4 è stato introdotto un completo e supporto a protocolli di sicurezza più recenti insomma, e quindi è stato possibile fare un lavoro in collaborazione con i nostri colleghi dei sistemi della rete, un lavoro di messa in sicurezza e di abbandono di protocolli non più di comunicazione non più supportati. Quindi ad esempio il protocollo TLS 1.2 adesso è la versione minima richiesta per la comunicazione con MyPay e MyPivot, e quindi oltre appunto all'adeguamento della nuova versione è stato portato avanti anche un lavoro con tutte le importante di accompagnamento di tutte le software house che hanno integrato i propri prodotti, di accompagnamento alla completa integrazione e deprecazione dei protocolli inferiori al TLS 1.2. Poi ci sono degli aspetti tecnici che hanno quindi comportato una nuova architettura generale di MyPay MyPivot, un'architettura cloud ready che si basa su una tecnologia a container, insomma per chi ha un po' mastica un po' di informatica, che consente una maggiore scalabilità e adeguamento al carico che ovviamente varia a seconda dei periodi. Poi sono state anche eliminate, non sono più, insomma, il dialogo con Pago PA non passa più attraverso le porte di dominio, ma attraverso una tecnologia diversa, più recente, e quindi abbiamo anche superato quello che a volte si verificava, quel problema che a volte si verificava legato appunto a un collo di bottiglia nel passaggio attraverso le porte di dominio quando c'erano periodi di maggiore carico e di transazioni. E abbiamo lavorato per mantenere l'interoperabilità inalterata al più possibile. Infatti i web service a disposizione sono stati mantenuti identici. Poi ci sono aspetti funzionali come il miglioramento dell'esperienza utente, che è stata studiata insomma con dei test di usabilità, e nuove funzionalità che sono arrivate con la versione di MyPay 4. È stato integrato l'accesso tramite carta d'identità elettronica. È stato a partire da giugno è possibile emettere avvisi validi e pagabili anche per utenti privi di codice fiscale, molto utile nel caso di cittadini stranieri. Lato back office è possibile inserire puntualmente una posizione debitoria
senza necessariamente inserire l'email del debitore se non ne siamo in possesso, e quindi è possibile generare e stamparsi l'avviso al volo senza dover per forza obbligatoriamente inserire l'email del debitore. È stata migliorata la gestione dell'RT introducendo sfruttando una nuova primitiva messa a disposizione dal nodo PagoPA che consente di scaricare automaticamente le ricevute telematiche che eventualmente per qualche problema tecnico non fossero pervenute a MyPay. È stata introdotta una maggiore flessibilità di associazione dei capitoli ai dovuti spontanei. È stata introdotta una nuova figura di operatore che è l'operatore gestore del back office, che ha delle funzionalità più articolate rispetto a quelle dell'operatore comune. Perché ad esempio l'operatore comune di un ufficio periferico magari ha solo l'esigenza di consultare i propri dovuti, vedere se sono stati pagati, mentre magari c'è un operatore più esperto che può anche autonomamente abilitare e disabilitare i dovuti e fare certe operazioni un poco più delicate. Ovviamente questo operatore deve conoscere quello che sta facendo, perché insomma se no rischia di creare insomma eventuali malfunzionamenti. E infine qui a novembre abbiamo introdotto il nuovo modello 3 multibeneficiario. Vediamo in dettaglio di cosa si tratta. Il nuovo modello 3 multibeneficiario è introdotto con l'adeguamento normativo alle regole tecniche PagoPA nella versione 2.5.1. Che cosa introduce? Introduce delle nuove primitive per il dialogo tra MyPay e il nodo PagoPA. Quindi sono cambiate completamente sono cambiate in gran parte le primitive, insomma, che PagoPA ha messo a disposizione, e quindi è stato necessario rivedere pesantemente anche l'applicativo. È possibile ora effettuare un pagamento multibeneficiario che è nato insomma per la coppia Tari-Teffa, ma insomma potrà in futuro essere utilizzato anche per altre casistiche. È stata introdotta una nuova versione di alcuni tracciati in MyPay per poter gestire questa possibilità, e quindi mantenendo inalterata l'interoperabilità, quindi stesse primitive ma con tracciati diversi. Quindi abbiamo nuove funzionalità sui dovuti che è la creazione dei dovuti multibeneficiari. Qui alcuni riferimenti normativi sul nuovo modello 3. Il nuovo modello 3 è stato introdotto a seguito del decreto 21 ottobre 2020 che descrive le modalità di versamento unificato per la tassa sui rifiuti e per il TEFA, il tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela e igiene ambientale, mediante la piattaforma PagoPA. Questo ha portato quindi a rivedere completamente il pagamento con modello 3, quello pagamento presso PSP. Questo decreto stabilisce che sia per la Tari che per il TEFA il Comune emetta avvisi di pagamento PagoPA, e che questi avvisi debbano includere tutte le informazioni necessarie all'incasso unificato Tari-Teffa e al corretto riversamento delle somme incassate. Quindi a seguito di questo decreto PagoPA ha revisionato le SAMP,
cioè le specifiche attuative del nodo dei pagamenti, rivedendo i modelli di pagamento. Ha introdotto una nuova modalità di generazione dell'avviso multibeneficiario che, a fronte di un unico pagamento, comporta l'accredito pro quota delle somme ai rispettivi enti impositori, i comuni che hanno un ruolo attivo per la Tari e le province o città metropolitane che hanno un ruolo passivo per il TEFA. Quindi cosa succede? Che abbiamo un unico avviso, un unico pagamento dal punto di vista del cittadino. Dal punto di vista invece degli enti abbiamo che contestualmente a pagamento c'è un riversamento della parte della Tari sul conto di tesoreria o insomma sul conto del comune e un riversamento della parte TEFA sul conto della provincia o città metropolitana. Ovviamente questo è solo un meccanismo tecnico. Come prima insomma cosa succedeva? Che il comune incassava tutto e poi riversava alla provincia, all'ente secondario, la parte di spettanza per il tributo. Adesso invece il riversamento viene fatto automaticamente nelle due parti, però comunque rimane valida la necessità che comune e provincia abbiano concordato sia l'IBAN su cui deve essere riversato, l'IBAN della provincia su cui deve essere riversato il TEFA, sia le nuove modalità di incasso. Ad esempio dovrà essere anche il comune e provincia dovranno anche concordare su quale codice tassonomico pago PA deve transitare quella transazione insomma verso la provincia. E quindi come prima c'erano degli accordi che stabilivano un processo, adesso che è cambiata la modalità tecnica di incasso, deve comunque esserci analoghi accordi per la gestione corretta dell'incasso, soprattutto in fase iniziale di partenza del nuovo modalità di gestione. Le SMP, cioè le specifiche attuative del nodo dei pagamenti, rappresentano l'allegato B alle linee guida per l'attuazione dei pagamenti elettronici a favore delle PA e quindi hanno valore di normativa, perché sappiamo che le linee guida insomma sono delle regole tecniche che hanno valore di normativa come specificato dal codice dell'amministrazione digitale. Quindi il rilascio insomma di questa nuova versione con questo nuovo modello 3 multibeneficiario è stato fatto qui a novembre. Ovviamente insomma sarà necessario che ciascun ente contatti il proprio fornitore che gli fornisce il software di gestione della Tari in modo che questo venga correttamente integrato con MyPay sfruttando le primitive messe a disposizione. Immagino che, insomma, che saranno il 99% dei comuni che utilizzano un software integrato per la gestione della Tari, quindi appunto è necessario poi quindi una integrazione del software verticale per il caricamento su MyPay delle posizioni debitorie e la generazione quindi degli avvisi. Con questo concluso, lascio qui nelle slide che poi saranno condivise anche i link ai manuali utente e operatore insomma di MyPay e MyPivot nella versione insomma più recente e anche i manuali di integrazione che sono manuali invece più tecnici dedicati soprattutto alle software house che vogliono integrare i propri prodotti con MyPay e MyPivot. Grazie per l'attenzione. Grazie Maristella.
Come vedete, insomma, il mondo dei pagamenti è molto complesso. Gli utilizzatori finali di MyPivot e di MyPay non sempre conoscono tutte le complessità che portano alla realizzazione del processo, del provvedimento, scusate, del programma. Nel frattempo sono arrivate alcune domande nella chat per l'intervento di prima del Comune di Padova. Per te, Maristella, non ci sono domande, per cui se devi lasciarci per ulteriori impegni, direi che puoi farlo. Ti ringraziamo per l'intervento e per di averci permesso di capire quali sono le innovazioni e diciamo, le attività che vengono svolte da Regione Veneto per tenere sempre aggiornato il programma. Grazie, Maristella. Io darei un piccolo spazio prima dell'intervento della Challenge School che ci racconta come è andato tutto il percorso di formazione, alle domande sugli interventi che sono stati fatti prima dal Comune di Padova. Se vuoi abbiamo Alice. Alice, non so se sei riuscita a recuperare le domande, se le hai a disposizione. Sì, forse. Ok. E quindi direi che puoi leggerle e le poniamo a Graziosa e a Marta, insomma. Il contesto era quello della quadratura, delle squadrature di rendicontazioni e della gestione delle anomalie. Se puoi procedere. Sì, hanno chiesto registrazione in contabilità, come le gestiscono. Marta, ci sei? Rispondere, sì, certo. Allora, facciamo una carrellata e poi magari allora, Alice se le leggi tutte, poi vediamo di risponderle, prenderle una a una, perché non hanno un ordine, cioè dopo l'ordine logico magari è diverso da quello con cui sono state indicate. La prima... Ok, allora la prima era le registrazioni in contabilità, come vengono gestite. Per la prima chiedono se la ragioneria dà i dati ai settori, o perché per l'ente, per loro i settori che danno i dati alla ragioneria, la quadratura IVA è difficile da gestire. E anche le estrapolazioni dei dati a mezzo query, come vengono considerate per il riversamento, per la data, scusate, di riversamento. In quanto anche per questo ente appunto la query per loro non gli permette questo controllo, e quindi come vengono estrapolate le anomalie da MyPivot. C'è una domanda diretta per Graziosa, come hanno fatto loro integrazione con imprese in un giorno. E queste sono le domande che hanno fatto. Come possiamo procedere? Se volete io rispondo brevemente alle prime 2 o 3 domande. Grazie, allora, Marta. Per me la data di riversamento non ha valore, nel senso che tengo, fa fede, la data di incasso. Le date, come sapete, in PagoPA sono diverse: la data di pagamento, la data di riversamento, la data dell'incasso. La data di pagamento è quella che fa fede per l'utente ed è relativa all'emissione, diciamo, della ricevuta telematica. Quietanza liberatoria: l'utente paga il giorno X, quel giorno l'utente ha la quietanza. Poi ho la data di riversamento del PSP che riversa al tesoriere dell'ente. Per me, comune, fa fede la data di incasso presso il tesoriere. Mi spiego meglio: se io parto dal presupposto che devo rendicontare gli incassi, considero esattamente i giorni nei quali ho incassato gli importi e fa fede quello. Per quanto riguarda la contabilizzazione, possiamo utilizzare, almeno noi per organizzazione interna, utilizziamo la mia rendicontazione mensile, con la quale ho dei dettagli a parte per capitolo. Posso utilizzare l'importo complessivo per fare un unico accertamento e emissione della copertura al tesoriere. Posso però andare anche a chiudere eventuali accertamenti contabili già esistenti, quindi uso quel dato tanto quanto uso il dato del provvisorio di entrata del tesoriere. Mi spiego meglio: io non avendo la gestione automatica dell'accertamento in PagoPA, utilizzo le entrate, la rendicontazione mensile,
secondo quello che mi serve. Tanto è vero che per la nostra organizzazione interna, per quanto riguarda l'IVA, ad esempio, io risorse finanziarie, sia per i provvisori d'entrata che per il portale PagoPA o per i conti correnti postali, fornisco il dato dell'incassato ai colleghi che si occupano dei singoli servizi e poi il collega che controlla la congruità, quello che sia del versamento che ha ricevuto nel capitolo di sua gestione e che poi dichiara l'IVA per quelle entrate. Spero di essermi spiegata. Grazie Marta. Graziosa, se vuoi invece spiegare qual è l'integrazione che avete con Impresa in un giorno, ma brevemente, perché naturalmente oggi non spieghiamo come funziona, ma soltanto diciamo il concetto fondamentale, cioè il concetto che avete. Sì, ci sarà un gruppo di approfondimento proprio su questo. Dunque, con Impresa in un giorno abbiamo attivato un'integrazione che ci permette in questo momento, ci abbiamo creato un'associazione tra quelle che sono le voci di entrata e i capitoli di spesa. Ovviamente è tutto trasparente per l'utente, nel senso che l'utente che si approccia ad Impresa in un giorno leggerà la voce di spesa a cui è abituato. Però alla base di questo ci sta proprio una tabella, una correlazione tra questa voce e il relativo capitolo di spesa, nonché il relativo ufficio, proprio perché i pagamenti che si possono fare tramite Impresa in un giorno sono vari e quindi ci sono anche più uffici che intervengono in questo caso. Attualmente la nostra integrazione prevede solo il pagamento online perché utilizziamo la marca da bollo digitale, per cui il riversamento è automatico presso l'Agenzia delle Entrate. Il prossimo sviluppo che stiamo proprio chiedendo in questi giorni è quello di poter avere anche la stampa dell'avviso di pagamento, dove non ci sia ovviamente la marca da bollo digitale, in modo tale che quindi anche il professionista insomma, è più agevolato, ecco, quando magari deve produrre un avviso che deve essere pagato non dal professionista stesso, ma dal committente, ecco, che si è recato presso questo professionista. Quindi questo in estrema sintesi è l'integrazione che abbiamo attualmente di Impresa in un giorno, che però stiamo comunque studiando perché vogliamo migliorare e vogliamo evolvere nel senso che vi ho spiegato adesso. Spero che sia sufficiente. Sì, grazie, perché diciamo, l'argomento non è semplice. Abbiamo in mente insomma, di procedere con il focus group proprio per estrapolare quali sono tutte le, diciamo, le complessità e anche le possibilità di integrazione con Impresa in un giorno e MyPay. E sulla base insomma, anche del lavoro che verrà fatto tramite il focus group, poi vedremo se avremo la possibilità di fare o un webinar dedicato o piuttosto delle linee, diciamo, delle linee guida da fornire ai comuni che vogliono intraprendere la stessa strada. Io adesso intanto ringrazio il comune di Padova, il comune di Nicola, Bologna Veneta, sì, ditemi. Scusa, guarda, c'era un'ultima domanda che secondo noi merita attenzione, Okay. che richiedeva per chi non ha, diciamo, un sistema di query, di reportistica, Hai ragione, scusa. come può fare le estrazioni delle anomalie sul MyPivot. Ecco, questa è una questione un po' delicata, nel senso che il MyPivot fornisce delle estrazioni delle anomalie, ma come si diceva sono già classificate a priori. Quindi per avere questa estrazione, cioè per avere l'elenco delle anomalie, l'utente deve in realtà lanciare più query, ecco, per avere quello che noi in qualche modo siamo riusciti ad avere in un modo più complessivo. Qual è la differenza? Che le anomalie che estrapola MyPivot sono più dettagliate, cioè nel senso che viene esattamente indicata a priori appunto qual è l'anomalia. Quella che invece estraggo io è un'anomalia in generale, cioè questo UV ha un'anomalia, bisogna andare a controllarlo, però non so a priori perché è anomalo, che ne so, perché è stato pagato 2 volte o perché non è arrivata la RT. Invece appunto il MyPivot
parte da un presupposto diverso, più tecnico se vogliamo, proprio il punto di vista è più tecnico, ovvero creo la lista delle anomalie per le quali non ho ancora la RT, creo la lista delle anomalie sui pagamenti doppi e così via. Diciamo che manca una estrazione complessiva che mi faccia vedere tutto quanto. Però ci sono, ecco, chiaramente ci sono le anomalie anche sul MyPivot, bisogna un pochettino imparare, ecco, ad utilizzarle. Infatti sì, sì, questa è una precisazione che era dovuta, le abbiamo anche trattate nel precedente incontro di 15 giorni fa, come si estraggono e quali sono, ed era venuto anche fuori in quell'occasione che manca, diciamo, un all, in modo che si possa intanto visualizzare. E poi l'altra cosa che era emersa era lo scaricamento, cioè di ottenere il foglio Excel, tanto per semplificare, con i dati a disposizione, in modo che possano essere poi rielaborati in un secondo momento. Queste cose le chiederemo a Maristella, insomma, Bolgan, che le possa portare all'interno del backlog, cioè di quell'elenco di quelle attività che sono di evoluzione del prodotto. Diciamo, non ci sembrano molto, molto complesse, quindi confidiamo che al prossimo rilascio vengano introdotte. Al momento, diciamo, c'è questa cosa che uno se deve scaricare, diciamo, deve fare 8 visualizzazioni, e purtroppo non c'è la possibilità di salvarlo. Cercheremo di rimediare al prima possibile. Si possono vedere solo video, insomma. Ecco, un'altra precisazione che va sempre in questa direzione, anche le statistiche messe a disposizione su MyPivot, anche queste purtroppo non si possono estrarre, si possono solo visualizzare, ma anche qui manca una visione d'insieme, cioè io le statistiche le posso avere solo per tipo di dovuto, cioè un tipo di dovuto alla volta. Non ho una visione complessiva, che è invece la visione che serve al ragioniere. Ecco, quindi i dati veramente ci sono tutti, basta solo forse organizzarli e renderli fruibili, ecco, proprio per agevolare il lavoro dei colleghi della ragioneria. Ecco, tutto qua. Grazie. Allora io direi di concludere, insomma, questa giornata dando la parola a Giulia Ortis e Edoardo Conti della Challenge School, che ci raccontano un po' come è andata tutto il percorso, quante persone hanno completato le attività e possono scaricare l'attestato per chi non l'avesse già fatto. Ecco, e quindi Giulia, prego, puoi procedere. Grazie. Fai sempre la mini presentazione per chi non ti conosce. Grazie Nicola e ciao a tutti. Io sono appunto Giulia Orti, sono project manager di Ca' Foscari Challenge School, che è la business school dell'Università Ca' Foscari, che si occupa non solo di master universitari, ma anche di corsi di alta formazione. In particolare appunto con la Regione del Veneto abbiamo sviluppato questo percorso in autoapprendimento e sono qui collegata con il collega Edoardo Conti, tutor del percorso, per dare dei feedback sulle 2 edizioni svolte. Il percorso quindi è stato suddiviso in 2 edizioni. La prima ha visto oltre 400 iscrizioni aumentate grazie agli incontri di accompagnamento eseguiti da parte della Regione Veneto. Gli incontri che hanno però anche aiutato le persone che si erano iscritte inizialmente a completare il loro percorso. Per questa prima edizione sono stati fatti oltre 150 download. Per quanto riguarda invece la seconda edizione, le iscrizioni sono state più di 300 in soli 2 mesi.
Gli iscritti a questa edizione hanno avuto una partecipazione più attiva agli incontri eseguiti sempre da Regione Veneto e quindi sono riusciti a terminare con più efficacia il percorso formativo. Alcuni numeri sui partecipanti di entrambe le edizioni. Il corso 1, ovvero l'introduzione a MyPay e MyPivot, ha visto più di 180 persone come partecipanti, il corso 2 di MyPay più di 150, mentre il corso 3 più di 140 persone. Edoardo, che è qui con noi, vi presenterà gli aspetti più tecnici del percorso formativo e niente, grazie per la partecipazione. Grazie Giulia. Buongiorno anche da parte mia. Allora, io vi faccio un po' una piccola introduzione su quello che era l'attività di tutoraggio durante questi mesi di corso. Quello che è stato fatto quindi è stato monitorare regolarmente quelle che erano le presenze e l'avanzamento del percorso formativo di ciascun gruppo di persone che hanno partecipato agli incontri, quelli collettivi, sia quelli collettivamente, sia chi ha deciso di procedere in autoapprendimento, quindi con le proprie tempistiche. Quello che veniva fatto era quindi supportare quelle che erano tutte le problematiche che potevano nascere dal livello tecnico di accesso al corso, di proseguimento di quella che era il susseguirsi dei diversi corsi, diversi video che abbiamo predisposto, e quindi riuscire a far fruire il corso nella maniera più omogenea e fluida possibile. Quello che è stato fatto durante questi mesi è stato ovviamente anche aggiornare il corso e la progressione dei partecipanti a seguito dei percorsi collettivi, e in più anche eventualmente andare a modificare alcune dei documenti, degli strumenti che sono stati messi a disposizione da parte della Regione ai partecipanti del corso. Ovviamente durante questi mesi di percorso c'è stata la necessità di risolvere alcune problematiche, magari appunto di accesso, di quello che poteva essere, quindi non solo di accesso, ma anche di specificare alcune tematiche che venivano coperte dal corso, quindi avere anche la conoscenza di quello che è la tematica trattata, e quindi riuscire a individuare la persona di riferimento a cui poter magari reindirizzare la richiesta, e infine un'attività di comunicazione sollecita a completare il percorso, a scaricare l'attestato, che alla fine è un po' anche uno dei fini di questo percorso che abbiamo deciso di costruire. Quello che vi ricordo è che quindi l'attività mia prosegue ancora per alcune settimane, quindi se avete bisogno di ricevere del supporto per completare il percorso, io rimango ovviamente a disposizione per supportarvi anche in questo. In conclusione, ho fatto alcune statistiche per poter dare un po' un'idea di quelle che sono state queste due edizioni. Nella prima edizione abbiamo avuto l'85% circa di persone che hanno effettuato almeno un accesso alla pagina Moodle, e poi abbiamo visto comunque una buona percentuale di queste persone che hanno deciso di approfondire la tematica, quindi abbiamo circa il 40% di iscritti che hanno già completato e fatto il download dell'attestato che certifica queste nuove competenze, e almeno il 50% che ha superato la metà del percorso, quindi serve veramente poco per poter raggiungere, per incrementare il dato di persone che hanno scaricato l'attestato, che quindi hanno completato questo nostro percorso. La seconda edizione ha dei numeri leggermente diversi. Sicuramente fa piacere che tutti gli iscritti che sono iscritti alla seconda edizione hanno effettuato almeno un accesso alla pagina e hanno cominciato quantomeno a vedere cosa c'è al suo interno e ad approfondire alcune delle tematiche. Abbiamo visto che comunque siamo già oltre il 40% che hanno effettuato il download dell'attestato, e almeno il 60% è giunto a metà del percorso di apprendimento. Quindi sono numeri
buone ovviamente, e che speriamo che in queste prossime settimane vadano ancora a incrementare questa percentuale di download degli attestati. E gli attestati scaricati quindi a oggi della seconda edizione sono oltre 100, che si aggiungono quindi a praticamente quasi 200 della prima edizione, che quindi è sicuramente un ottimo numero per questi primi mesi della seconda edizione. Vi ricordo brevemente cosa è necessario visualizzare, completare per l'attestato. Quindi, come sapete, l'attestato è una risorsa che ha un accesso vincolato, e il vincolo è il completamento di queste qua, che sono le attività. Sono soprattutto le attività dedicate ai video che abbiamo preparato, che sono una delle risorse che troverete sulla pagina Moodle del corso, e che quindi con i tempi che più sono congeniali a ciascuno di voi potete andare a seguire queste diverse pagine, che sono le lezioni che seguono appunto il primo, il secondo e il terzo corso. E con questo io ho concluso, e spero appunto di ricevere richieste da voi per completare e riuscire a supportare il maggior numero di persone che avranno piacere di completare questo nostro percorso. Grazie. Grazie Edoardo Conti e grazie a Giulia Ortis. Direi che abbiamo concluso. Intanto ringrazio tutti i partecipanti, tutti coloro che sono intervenuti. Vi chiedo a tutti i partecipanti una cortesia di compilare all'uscita dal webinar il questionario di soddisfazione che mandiamo sempre, anche per capire con voi quali sono le cose che possiamo migliorare. Utilizzate le mail che vi sono state fornite e il modulo stesso per eventualmente indicare degli argomenti che non sono stati trattati e che volete che approfondiamo. Naturalmente l'incontro di oggi aveva lo scopo di condividere le esperienze con i colleghi. Spero che questo sia stato d'aiuto a tutti, anche soltanto per spunti di riflessione su come organizzare le proprie attività. Speriamo di aver soddisfatto anche quella quota di ragionieri che ci hanno chiesto alcune informazioni specifiche sulla riconciliazione. Ci terremo in contatto. In qualche modo la vostra lista di nominativi costituisce, insomma, tutti voi operatori di MyPivot costituite una rete specifica di condivisione della conoscenza. Cercheremo di sfruttare questa rete per darvi ulteriori informazioni e aiuti nello svolgimento delle vostre attività. Ringrazio ancora tutti e buona giornata.